Questa proposta di legge presentata in Regione per eliminare le discriminazioni e le disuguaglianze di genere nei luoghi di lavoro. Sì, intanto grazie per introdurre questo argomento che magari fa meno audience delle elezioni, però io sono convinta, noi come gruppo del Partito Democratico siamo convinti che sia il tema del futuro. Diciamo che in ambito lavorativo sono tantissime le discriminazioni e le mancate tutele che le lavoratrici e i lavoratori devono affrontare quotidianamente, ma pensiamo che quella basata sul genere sia una di quelle più odiose e più fastidiose, soprattutto in una fase storica in cui il lavoro femminile è già stato fortemente penalizzato, perché sappiamo benissimo che le restrizioni economiche legate al lockdown hanno penalizzato soprattutto il lavoro femminile. Oggi che c'è l'occasione di ripartire, io credo sia fondamentale consentire alle donne di poter avere pienamente pari opportunità in ambito lavorativo al pari, dicevo appunto, degli uomini. C'è per la verità un articolo della Costituzione, l'articolo 37, che dice che le donne e gli uomini a parità di mansione e di ore lavorate devono avere la stessa retribuzione. Questo è un esempio di come molto spesso i principi della nostra Costituzione faticano ad essere applicati nell'esperienza quotidiana. E quindi il progetto di legge che abbiamo depositato vuole contribuire ad avvicinarci almeno un po' a quel principio fondamentale che è sancito dalla Costituzione. Le donne oggi in Veneto, ma direi in tutta Italia, sono pagate meno degli uomini, fanno più fatica ad accedere ad incarichi apicali, sono costrette a fare salti mortali per coniugare impegno lavorativo e gli impegni legati ai carichi familiari, che sono ancora sostanzialmente tutti sulle spalle delle donne. Ecco, io penso che se noi vogliamo approfittare dell'occasione dei fondi del PNRR e della ripresa post pandemia anche per immaginare un modello sociale di coesione nuovo, migliore, in cui la qualità della vita e il benessere aumenti realmente per tutti, si debba partire costruendo le condizioni per migliorare la qualità della vita delle donne. Siccome il lavoro è l'ambito principale della vita di ciascuna persona, abbiamo scelto di partire da lì per questa campagna politica, iniziativa politica che davvero vuole concentrare sulle donne e, aggiungo, sulle giovani donne in particolare, un impegno strategico del nostro partito. E Camani, lo ricordiamo perché insomma i numeri sono importanti, la disparità nelle buste paga tra donne e uomini in Veneto arriva anche al 32% a parità di ore lavorate e mansioni svolte.